Vittorie delle regioni che oggi al tavolo con il governo portano a casa le istanze dei ristoratori, superato il limite dei 4 clienti per tavolo al chiuso che era stato indicato sia per la zona gialla che per la zona bianca, con una levata di scudi corale del comparto già approvato da cali di fatturato stimati intorno al 60%. Dal nostro punto di vista la zona bianca è una zona a basso rischio, è la zona delle ripartenze, quindi una volta che si mantiene il distanziamento di 1 metro e la mascherina non vediamo il motivo per cui stare in 4, stare in 10 sia diverso e sia pericoloso. L'accordo per la zona bianca prevede un numero massimo di 8 posti al chiuso, nessun limite se i tavoli sono all'aperto. Se si tratta di 2 nuclei familiari si può superare il limite. Per la zona gialla resta invece quello attuale di 4 persone sia all'aperto che al chiuso. Le restrizioni delle 8 persone a tavola per i ristoranti al chiuso potrebbero decadere insieme allo stop al coprifuoco previsto per il 21 di giugno. E sull'apertura di domani degli slot vaccinali agli operatori del turismo, il presidente di Veneto Imprese Unite non nasconde una certa delusione. Noi eravamo convinti di essere compresi fino a qualche giorno fa anche noi negli operatori turistici, perché appunto la ristorazione va di pari passo con il turismo così come il commercio. Trovato l'accordo invece con Contarina per la rateizzazione delle fatture 2020-2021 senza aggiunta di interessi e per uno sconto importante in fattura dell'ente gestore. Tutte le attività che hanno avuto delle limitazioni, non più finalmente solo chiusure complete, ma anche limitazioni di orario, che era una delle cose che chiedevamo principalmente, nel 2020 e nel 2021, potranno avere per tutto il 2021 una scontistica almeno del 30% sulla quota fissa, poi ogni comune in realtà può integrarla con ulteriori scontistiche.